Seconda corsa dal Savio di Cesena, è la prima prova del Tommaso Grassi Award. Sono 10 partecipanti ai vari inviti, con l'1 Daisy Pan Crescenzo Maione, 2 Divine Matley Enrico Bellei, 3 Dulcinea di Casei Gaetano Di Nardo, 4 Dea Alter Andrea Buzzitta, 5 Dillo Ciacchi SM Giampaolo Minucci, 6 Dubai Pax Vincenzo D'Alessandro Junior, 7 Don Tony Jet Antonio Esposito, 8 Dylan Chris Vincenzo Gallo, 9 Denise Dorial Mail VP dell'Annunziata, 10 Desideri Mario Minopoli Junior. Questi sono i 10 partecipanti come driver a questa manche del Tommaso Grassi Award. Di galoppo Daisy Pan va subito al comando Dea Alter, mentre sbaglia anche Dulcinea di Casei all'esterno di Lociacchi SM, un'intercertezza anche per Desideri. E così rimane facile al comando Dea Alter, che riprende in mano e rallenta il ritmo dopo 200 metri in 14,6. Secondo lo steccato è Divine Matley, mentre di fuori di Lociacchi SM retrocede, portando indietro il treno esterno, mentre sbaglia anche Denise Dorial Mail, numero 9 Denise Dorial Mail, coach di Lociacchi SM, e dopo 400 metri in 30 Dea Alter continua ad andare abbastanza tranquilla, ma nettamente avanti rispetto ai rivali, 45,6 per i primi 600 metri. Passa in seconda posizione Dylan Chris, che scavalca Divine Matley. In quarta posizione Dillo Ciacchi SM, a precedere Don Tony Jet, quindi il 6 di Dubai Pax. Il mezzo miglio in 1 minuto e 8 decimi. De Alter in vantaggio, Dylan Chris che si presenta al suo esterno in maniera che sembra minacciosa quando siamo al chilometro. I primi due si distendono, 1000 in 1:15,6 con De Alter e Dylan Chris alle prese, gli altri molto più indietro con Divine Matley che cerca di difendere la terza moneta da Dillo Ciacchi SM, la dritta di là in 14,1, accelera Dea Alter per respingere Dylan Chris, che non riesce più a progredire dal lato della rivale, che ora riparte con decisione a 250 dal palo, la frazione decisiva da parte di Dea Alter, che si scrolla di dosso Dylan Chris nel finale, spazia a piacimento Dea Alter, che con Andrea Buzzitta domina in percorso di testa. Al secondo posto Dylan Chris, al terzo Dillo Ciacchi SM, che precede il 6 di Dubai Pax, che sul palo piega Divine Matley. 1:14,5 ragguaglio cronometrico coast to coast per Dea Alter, Andrea Buzzitta per il training di Mattia Orlando e i colori della scuderia Santese. La vittoria del numero 4, i primi 10 punti che vanno in carniere per Andrea Buzzitta.